Arrestare adesso tutte le emissioni di gas a effetto serra non impedirebbe gli effetti dei cambiamenti climatici che sono già in atto. Occorre anche pensare a come adattare gli ambienti in cui viviamo agli effetti negativi di questi cambiamenti climatici. Non è una cosa più grande di noi, anzi, anche a livello regionale e locale possono e devono essere adottate strategie efficaci per l'adattamento, evitando ad esempio il fenomeno delle isole di calore, cioè l'aumento delle temperature nelle aree urbane che tutti abbiamo sentito sulla nostra pelle la scorsa estate. Anche un'azione semplice come piantare alberi è fondamentale, eppure nella legge FVG Green del centrodestra non c'è nemmeno un euro per fare questo. Con le nostre proposte cercheremo di riempire questo vuoto, ma vogliamo andare oltre, puntando a un modo diverso di riprogettare le città. Un modo per affrontare il problema sono le infrastrutture verdi, uno strumento che aumenta la qualità di vita e la salute delle nostre città e i nostri paesi. Si tratta di interventi per limitare l'uso di asfalto e permettere al suolo di assorbire la pioggia, riducendo il rischio di inondazioni. È una nostra battaglia storica che torniamo a proporre. Quanto sta accadendo negli ultimi anni conferma quanto siano urgenti, ma parliamo anche di aumentare la presenza di alberi e di mantenere in salute quelli che ci sono. Chiediamo anche di formare gli amministratori locali e i tecnici per favorire una pianificazione e gestione delle città più favorevole all'adattamento ai cambiamenti climatici. Una città più verde è una città più sana, più bella e più resiliente.